Amigas e amigos de Vuelos e Sonos, un saluto umano di Alessio Mura, in arte suma istu, ben agattausu, aggiungiosu, quantro a Rogheddu, come tenai, de su viaggio cosa nostra in Sardegna, quando vi musicisti, suonatori, artisti, entrai in su mondo così in soro, si fai contai sa musica, sa vita, i sueddusu, i sonosu, chi fonti a intro, de gusto che è su mondo così in soro, poi andausu, un vaghetto in Guasila, ma vita, un vaghetto in Santo Sparao, o no? O paghetto in Guasillo, paghetto Santo Sparato. Aici, poi a tu hai amico mio, posso dire, amico mio. Grazie. Roberto Ezzi, era gatta, Robby. Ciao Alessio, grazie, ciao a tutti. Come ti sta? Sta tutto bene? Tutto bene, grazie. Tavarrete? Non pare vero. Tutto a posto, dai, già state su bene. Grazie. Tu come ti stai? Bene, vedo fuori Boci, che a me mi piace su pallone, vinci su Castello, pareggia, devo zero, ci sono diffuso, mi piace, quindi insomma, oggi mi sono posto pizza su maglietta in tema castellano. Ti piace, infatti. Grazie. Sa, Roberto, dallo contai, spettatori di Cosa Nostra, è un musicista da Pofio, ti stimo, ti da punnao, quando da telefonare, da punnao. Deppi si bene, non la sapete, cantare non sai che sei un enteto. Mi dà per dire quelli che otto, per esempio no, che no, quest'otto invece. È questo, grazie, mi fa piacere. No, da Pofio, mi piace, prima di tutto, si conosceva con i suoi amici e mi piace come persona. E poi mi piace, si pensa come artista, come musicista, esatto in maniera di ascoltare questa musica, cosa tua. Comincia su De Singhizzo. Mi dotta sa, pregunta mia sa fonti non ti comprendi sa persona, sa amico che è ingennante, sì. Ma dallo conta ai spettatori, sì. Contasi un vaghetto come ti sei inghiezzato, come ti sei accostato a questa musica, chi c'è stato che l'incontro che ti ha fatto accostare, come ti è cominciato tu questa storia musicale, cosa tua? Castia, devo appuntare ma accostai a questa musica già da pipieddo, perché che in domo mia si è ascoltata musica. E ci fu sorri mia che ha ascoltata negli anni 80, negli anni 80, Michael Jackson, Prince, Madonna. E quindi Deo si è nasciuto, insomma, in una famiglia che è stato più facile per me, no? Certo. E mi è piaciuto subito. Le cose che intendevo mi piacevano già, mi facevano già emozionare, già da insano, si comprende? E quindi, appunto, kids in meta. E poi a suonare, vabbè. Paguavo sei nati. Paguavo sei nati. Sorridua per un anno? Per un anno mi vinci 2 anni. 2 anni? 2 anni su punti in meta. Esatto, fui più quando io mi vedeva ascoltare queste canzoni e io sapevo già... Ma tu che? Ma tu che? Quindi insomma, devo sempre diseggiare qualcosa dici, no? Nel senso che non potente, se devo frate mio da vincio 3 anni e quindi se insomma, se devo che dopo fatto ascoltare questa musica e questa musica che ho ascoltato David Ticcheddu è questa musica che mi ha fatto un tempo babbo e mamma in viaggio si fa di Iaus, quando a Carbonia degli mio e in sintesi insomma dopo contavo già l'altra volta pure Zizi Masare Pazzolla, Casadei, tutte queste cose. E in più, insomma, musica italiana e tutto canto. Però non ho mai detto Guasorri o Vrati per un anno, di appessi sempre diseggiato. Come te questa cosa? Casti, a me mi piaceva me quando mi faceva ascoltare. Certo. Non scetti da ascoltare, proprio mi faceva da ascoltare, comprendi? Mi faceva da notare qualcosa delle canzoni, comprendi? E poi se comprendeva già su inglese. E quindi mi ha aiutato a comprendere il suedo, comprendere cosa sei. Quindi, diciamo, siamo stati fortunati. Siete ben assottato, ben assottato. E comunque devo pure ascoltare musica zadra, perché babà e mamma ascoltano musica zadra, Sardegna accanto, il tuo Pugioni, comprendi? Ho ascoltato da questo pure. Andate a me, da questo anno. Andate a me. Se uso... Deve essere proprio a leva, no? Non la usinare da lì, insomma, però fianco ai anni in suo caso questa musica sadra si ascoltata con scascitelle, si fa intendi, i scascitelle si cantano in feste, si comprano in feste. Bravo, ci viene questa maniera, ci viene in autoradio, si esprime autoradio, si pone questa musica e quindi esti un rogo di questa formazione cosa tua. E come ti sei accostato a suonare? Come ti sei ingizzato a suonare? A suonare, allora, a cantare. Perché prima non suonavo da cantare uscetti, ma fra amici su 10.
Commenti credo che abbiamo fatto tutto su. In due serate fra amici, c'è questi che pozza chitarra, conosciamo il proprio gruppo, quindi Certo. su suonato le canzoni che conoscevo e appunto ci cantando. E poi per usare innanzi si appunto a provare a suonare questa chitarra. E quindi di Aici. Amori, esteti amori. Nervoso da subito. Come ti dicevamo prima, mi ha emozionato da subito questa cosa. Proprio che fu una cosa che mi riguardava, nervoso Aici. Che vedi parte dessa, podia fare parte dessa vita cosa tua, nervoso, no? E se Sì. vuoi dire di quantos anni hai? Tenivo... 25 anni, 30 anni. Tenivo 15 anni, quindi... Già hai 30 anni. Già hai 30 anni. Capito? Non è pago, non è pago, non è pago. No. I sinterisi si suonano a so, a intrude trummas, si concodrano gruppi. Contasi uno va questo percorso, che quando si pigliamo in mouse questa chitarretta. A Puncararao invece suonando come tornavo come ti pensato In due trumma, in due gruppi, certo. come ti dicevamo prima canta uscetti, no? E per esempio suonavo i quattro agenti, invece se questa cosa di suonare a show da pubblicata da pago non è so antesso 10 anni, una cosa di manco pago però potinai che a Puncararao Certo. invece se per esempio suonavo prima con 4 o mancai in due uscetti, però a show Puncararao e ci prusa innanzi. Fatendi canzoni di altri e appusti canzoni di cose tue, o come te stessi questa cosa? Ti è sempre piaciuto fetti a cantare o finzi a scrivere? A Puncararao a scrivere, forse si messo 2019. Quindi de vago, vago. Prima suonavo 7 canzoni dei altri, ok? Ed è tutta un'altra cosa, tu uscisi Certo. è tutta un'altra cosa, poiché che l'atteggiamento è tutto altro, insomma, è come te questo che anda da ben di sabiduria che ha comprato, e invece se questo che ben di sabiduria che ha fatto ma in sotto cosa sua, è un'altra soddisfazione, comprendi? Certo. E come ti mai si decide a un certo punto questa gemma tu chiedo? Su 2019, insomma, non so se so vedendo dei 5 anni oggi, no? Come ti mai si decide a un certo punto a intendi questa necessità di dedimoi e di scrivere canzoni di diventare questo che è nata cantautore, no? Se la puoi dire. Bravo, così no, vedo proprio giusto, questa necessità. Poi te che vedendo queste canzoni dai altri, a un certo punto, ma manca sempre qualcosa. Mi stavo accattavo che fui cercando qualcosa che non da accattavo mai. E quindi appunto ho proprio bisogno di scrivere una canzone, sa prima che ho scritto. E è stato questo che mi ha portato proprio in come. Posso a voce, non è ti danno tutto. Poi che a Savini siamo un cantante che si accompagna con questa chitarra, comprendi? Certo. E quindi è stato questo, cercavo qualcosa in sa voce che non ho accattato mai. E invece se una cosa che mi ha fatto crescere, scrivo canzoni cose mie, mi ha fatto crescere pure come cantante. Certo, normale. Ascolta, è particolare questa cosa, se un anno che sti su 2019. Su 2019, 2018-2019, su 2019, sa serrata di su 2019 è sa serrata a singhiazzo di qualcosa che sa di qualche accompagnato, no? Poi parica di anni se ancora qualche se non intendi s'arrasto e che all'incuro, insomma, da intendi qualche di pruso. C'entrano queste due cose, o non c'entra nulla sul fatto che si sono vedendo su 2019? Allora, a Poncararao prima di questo periodo che se ne rendo due. Però poi ci sia un battio in cui, ok? E quindi canque canzone da più scritta. Non si può suonare il reo, da regolas. Certo, non si può suonare, certo. E quindi... E canque canzone da più scritta, pure pensando a questa cosa, pensando Vivendita. scrivendo da su che magari approvai Certo. in questo tempo. In questo anno, certo. Ascolta, da un sempre, insomma, mi piace da comprendere come è nasce questo amore per questa musica, per questa arte.
Un'altra cosa che mi piace da comprendere è, finza sa, che alle volte gli artisti che intendi se brusa accanto a dei tui. Perché voi, insomma, hai fatto un po' meno tempo, se sì, chissà fai ancora canzoni dei altri, no? Sì, sì. Io penso che siano le canzoni dei artisti che stima sa de bruso, cosa sa che fa. Come ti desasciovera queste canzoni e che alle volte gli artisti che bruso intendi accanto a dei tui, che tanti influenzano. Come ti sciovero canzoni Che vai, esatto, sì, esatto, sì, che ti piace. E quindi però l'artista che ti devo piace. pagare, certo, punti questo che mi piace, però devo pagare pure con qualcosa che piace da questa gente, perché devo fare un po' questo. E le canzoni dei esatto, da Sassono, sì, perché mi piace, però devo ti piace esatto pure, comprendi? Fate su che Che è non con un diverso. nome, nei forza, che si andano a Allora, te sei un nascio ascoltando i Queen, Ah, ecco. ascoltavo i Deep Purple, questo che io ascoltavo dopo. Sul rock Pink classico, Floyd, no? sul rock più classico. Poi lo sai innanzi ho ascoltato Sting, de Sting di vazzo diverse secondo sono, poi te che fonti da scanoscenti tutto, Pragenti. no, ma questa gente Tocca da da ascolta comprare, sì, mi conviene da fai, no? E poi mi piace in TV, comprendi? Certo, normale. Però una cosa di un'ai, invece se chi di deppo un'hai questa musica cosa mia a itta simbilla, non simbilla dai gusti artisti, è diverso dai gusti. Gli artisti che manti bruso spirao, come ti si domandavo tu, sono un altro tipo di musica bruso, come ti ricordo, più spittica dead, si comprende? Sì, chi non arriva da prospago gente. Arriva a prospago gente, ma Prospago con notta. no, è pruso con pago strumento. Ah, quindi bruso semplice, no? Bruso... Più semplice, certo. pago cosa, comprendi? E come a Savini come sa mia. Scadridazza, no? Scadria. Voglio dire scadria. Lancia, voglio suonare io dice. Ci causa fuori, fuori se sono se finza fuori, secondo tu, insomma, ci causa il fuori giusto. Bisi, questo sono do scanogio. L'aiuto, dai. Sei proprio esperto da vabbè, non chiesto di essere esperto, sai, non vuoi dai, insomma. Quindi, una musica suonata con più spago a inasa musicale, se ne hai no? Sì, punti... chitarre acustiche, ok? E non chitarre elettriche, ma non scetti. Casti, uno che mi è da con è Nick Drake, che è bravissimo. Uno che ha fatto un disco, che poi sul disco io attento per il successo, non certo. Che è scetti con questa chitarra. Isso Questa chitarra. Quindi voce e chitarra. Sì, a solo. Voce e chitarra. Andate a fare teatro, anche ci vuole, finza su orchestra e altri musicisti. Ma questo è che dà di, come ti posso dire, che su connoto, su chi ti ha fatto conoscere chi ti ha fatto conoscere commenti a un grande artista. E quindi insomma, è questa musica che è costa a questa musica che vai tu. Non scetti, è uno dei gusti che mi ha ispirato a me, un altro gruppo che ha cannotto, appunto, era ascoltare, proprio messo 2018, che mi ha fatto comprendere cose del mimmi che ancora non io comprendo. È un gruppo artisticamente. Certo. È un gruppo americano che si chiama i Fleet Foxes. Ah, mi duse sta nominando su di Viausa regione, è vero. Punti particolari, sì. Punti particolari se ha pagato cose a me che mi assimilante. Ma mi ha aiutato a me a pesare le canzoni che noi ti ci sei agattato. Ti ci sei agattato a me. Sì. Si prima a Pago. Come ti facevo su sempre, andavo su a i logos e in scali si va in i attovius e i festa, sapete su proprio una rubrica, attovius e festa. Il tuo festival si chiama Blues Sunset, che è riunione di due barauri. Uno è blues, che è un genere musicale, e l'altra è Sunset, che è il Garasori. Il Garasori è Candrusori Baciarumari, che c'è l'8ª edizione ed è dedicata appunto a Samuele Marchiso, che è un amico, una persona che aiuta a mancare a Bogo e faceva parte appunto della band. L'obiettivo che abbiamo in capo noi è un usuro da cultura, idee e divertimento, pazzi e amore.
I bastoni si avvicinano, in cosa offriamo una maniera un po' credo diversa dall'altro e ci aiuta un bel il fatto che siamo a Romari, in un paradiso. Tu sei a Romari, con la famiglia tua, con tuo figlio e ti può capitare di tutto, dallo rock allo blues allo reggae, è tutto offerto da noi, ma fa piacere soprattutto a noi e agli altri. L'obiettivo che abbiamo è sicuramente tenere questa cosa che stiamo vivendo per altrettanti anni. Si viaggiano le cose belle e originali e fa vedere alla gente e fa intendere che non è solo una maniera di fare e che questo è un ben importante. Voi due sono ancora in compagnia di Alessio Murai in arte su maestro e oggi in compagnia del suo amico Roberto Ezzi, si usa Regionendi. Commenta sempre di musica, ma vinza da un esempio di vita. Ti piace questa frase, questa vita è musica, questa musica è vita? Mi piace e mi riguarda pure, poi per me mi dici. È proprio 10, beh sì. Poeta. Poeta che sinceramente mi aiuta a vivere bene questa musica, a vivere commenti d'oro vivi, comprendi? Certo. Ti intendi su questa cosa, no? Certo che mi intendo, mi aiuta da... anche non ci rompenti sfuedos, anche non ci rompenti altre cose, questa musica ci rompiti, comprendi? Sono d'accordo con te. Ogni avanti penso chissà cosa più bella, a parte questa musica che intendevo, poi c'è una questione, no? Questa musica da voi intendi, come ti sei tu a singhiazzo, no? Che sono ridotto di dire, non scetti intendi questa musica, ma ascoltai questa musica. Questa musica da voi intendi e da voi ascoltai. Ascoltai questa musica, a me ogni avanti mi serve. Mi indaccato, e non scivo che questa è proprio cosa per voi, quando seo una pariga dici che non mi sezzo e non ascolto questa musica. E a un certo punto mi tocca a mi sembra di ascoltare. Mi fai perfetto. Mi aiuta in questa vita di ogni giorno. E ci vuole lavoro. Ci credo che ti aiuta. Per me è un pochino diverso, perché non parlo senza ascoltare musica. Non parlo pure che dici, ti ascolto sempre, quando stiamo facendo cose, quando stiamo guidando, stiamo sempre ascoltando musica. Comprendi? Quindi, insomma... È parte di questa vita. Non scivolti a naia. Certo, è giusto. A non ascoltare, ecco. Se sono curioso con questa musica, nel senso che ti anda da scoprire cosa nuova, o se sono di gusto che si ascolta proprio disco, sono mancati 3 scidas. Ci andati, Se ho di aici, mi piace da ascoltare, quando gatto che è qualcosa che mi piace, da ascolto bene, da ascolto finché saccando un paro pure i sfuedos. Sempre ti questiono sempre di musica cantata in inglese, perché mi piace questa. Ho ascoltato pure musica in italiano, però mi incipica da pure su questa musica in inglese ed infatti è questa che canto pure, da canto in inglese. Comprendi si sfuedos? Sì. Comprendo. Lo vuoi da sapere in inglese? Non lo vuoi bene, però posso cantare, insomma, mi arrangio, ecco. E tu su leggi si stesso, ti piace da leggi o tu ascolta se buono? No. A pago, sto sempre leggendo sempre lo spago. Ok. Che incomincias ad un cannugare, non riesci, non ascolti. Però mi manca da questo di bivi in inglese, non sei mai stato con lei a Londra e non ho mai questionato, è questo che mi manca, comprendo. Perché altro da ascoltare le canzoni, è un inglese differente. Certo. Questo che canta da questo che questiona, comprendo. È vero. Quindi, può essere che intendo uno questionando in inglese e magari non comprendo su mega dannai. Però le canzoni... Quando si parla di blues a fondo, giusto. Ascolta, me ne uso invece questa musica cosa tua. Come ti nascono queste canzoni che scrivi? Dei ti nascono? Nascenti, a volte già esempi ho bisogno. Insomma, le canzoni che ho scritto all'inizio qualcosa che mi succede, qualcosa che è più bivio, qualcosa che mi piace.
E quindi quando questa cosa ti pare da intro, questa che ti toccavo, beh, sei sempre per un anno, se non ci capi più. E devi beh sì, Bella fuori, questa sì. cosa, certo. E beh senti canzoni, sì. E quindi c'è sempre un bisogno quando nasce una canzone, già è sempre. Poi ti posso dire, questa cosa più bella è quando riesci da sola, ok? Tu già ti pica da savvidata come insegnare a danzare, se fai un'altra cosa, Se fa un'altra cosa, capito? è Se vero. fai un'altra cosa e nasce questa canzone, questa si fonte più bella, se vuoi Certo. fonti naturali possibili, Te comprendi? scrivi in inglese, Sì. E Non ti ho vedi- mai scritto. in italiano? No, non ti bragata, sa? Non mi da gatto, però non ci ho manco mai provato. Ma Poi può essere adesso, sicuro, no? sì, infatti. Può essere sicuro. Da te si questa facilità di iniziare a scrivere in inglese? Non è facile, però mi capita da volte che il fuoco su bessanta pure soso, ok? Come ti capita con questa musica. Però poi ci devo ballare, non è la lingua mia, quindi ci devo ballare e devo cercare aiuto per bighi punti scritto su bene, comprendi? Certo. Non sei un esperto, non sei un No, inglese. certo, è giusto, è giusto. Insomma, oggi vuoi che tu studiata questa questione? Però no? conosco talmente meta canzoni in inglese che quindi comprendi come ti punti, no? Come in testi sul gioco. È vero, è vero. Sì. Prima sa musica o il fuego su? In sa scrittura? Sempre sa musica prima. No, poi te Uno che giro, una cosa dici, no? A chitarreda. o giro di chitarretta oppure chitarretta e voci tutto un pari. Ah, Comprendi? Si idea tutto un pari. E questa è questa cosa meglio. Prima facevo un giro con questa chitarra e provavo a ci cantare. Ma da te sei già in conca quando nasci ti tutti e due un pari, ti indaccato subito quando questa cosa funziona, no? Appena nasci ti indaccato se che è cosa vutta. È vero, è vero. Sì. Poi c'è un'altra se che nasci e da si spone a patti. Poi non bessi ti canzoni, se parla c'è tua idea, ok? Arreguadas. Arreguada se è una volta zappati, arreguada. Arrimada, sì. Sì, no, Te hanno fatto cosa avuta. certo, è vero, è vero, è vero. Sì. E chi deve si vai, narioso, uno show vero, narioso dici, no? Esti venuto in porto sa musica o è sfuoco su, in sarti cosa tua? Dipende dalle canzoni, da canzone a canzone. Fai sì che un esempio, una ischiasi scritto, insomma, deita vuedanta, potete suonare in pago vuedo su chi dovreste, su zucci di queste canzoni. Castis, primo su che scrivo, da sapo scrittas pensando e ispirato a Susatto, a meraviglie che si porta da sa terra nostra. Ma in questo tempo poi ispirato da questa cosa. E me da questione di gusto. De Susatto. Sì, che è un tema che ti anda a me. Sì, mi piace Ti andare anda, a Susatto, ti a anda, vivi Susatto, una reosa. Ti anda a Susatto, Sì, questo sì. brusci insomma, sei omini d'esatto. Countryman, Countryman, come ti era il randaggio usardo. Countryman. I sommeni esatto quanta Altro. no. Isso, Susatto. Tanti vivi di adesso. Du bivianta, doi bivianta. Bravo, Giochendi con i sfed. Quindi, sì. Nareso che tornando a su che mi appedivo, Certo. c'ha delle canzoni che per me mi è proprio importante questa musica, e tollo nai, che il fuoco su fonti una scusa può da cantare, ma come ti ci andate in me pure secondo me da questa che conosco, da famosa. E invece se ci fonti altre che il fuoco su fonti importanti, se volete che fonti non so, donta sa personalità a sa canzone. certo. Altre avuti scelte di accompagnamento, non è Sì, capita questo pure, sì. Certo. Leggera. Vuoi che tu leggera da sapore, leggera, certo.
Ascolta, torno a questa questione del live, no? Del fatto che suonai suonai in un concerto, in un concerto scosastuso, fai le canzoni dei altri, fai canzoni cosa tua, ma pensa canzoni dei altri. Non impari, mai impari. Ma impari. Fonti Cioè, dos progetti può capitare. dos progetti sono differenti. Completamente differenti. Sì, sì, sì. Qual è la differenza per un anno del suono e del satro? A parte il fatto che uno fai le canzoni di cosa tua e in satro fai le canzoni dei satro. È proprio una cosa differente, è proprio un altro mondo. È un altro mondo. Mi intendo differenti proprio, Deo. Tu li intendi? Sì, quando andando a suonare le canzoni dei satro e quando sono in mia. Podenai, un esempio, quando faccio le canzoni dei satro sono un paese. Quando faccio in mia sei Osezio. Ma non ci ho mai pensato di questa cosa, è vestita di ahí, cioè mi pare di una cosa proprio naturale, comprendi? Poi te che i miei sono canzoni tranquille, no? Cioè o chitarretta o a voci. Commenti a noi questo amico mio che mi ha aiutato poi a diventare sul disco. A noi queste le canzoni cosa tua, sono canzoni da zimminere. Bello, De Vorredda, no? De Vorredda. Poi te che punti suonate di Aici, è completamente differente. Certo. Plus un areoso, si hanno in italiano intrattenimento. Certo, intrattenimento. E non hai vesti bruso, forse spiritualità, forse si bruso un areoso. Ma aspetto che questa gente da s'ascolti. Certo, invece quando andano a suonare le canzoni dei esatto su Sciu Giai, che poi capitai pure che questa gente non da s'ascolti, poi te che punti buffendo, punti pappendo, non ti questionai. È questo, su traballo che devo fare in cui è questo. Certo. È un'altra cosa. Quando sono in mese, mi aspetto che da s'ascolti. Con attenzione. Beh, sì. In cui sensi può accompagnare nella sua situazione di pregio, di gioco, di amicanza, non le sai, no, uno che ti mancava a prendersi con roghepezza. E due tua musica nelle cose che ti accompagna. In cui do io di bruso attenzione. Ti dà vetta, sa? Sì, mi dà vetta. Mega di fai ascoltare le canzoni, ma mega di fai ascoltare a me tutto. Certo, è vero. Quindi, già è commenti uno che si vuole questionare e tu non ti ascolti. Ok, da simbilla, no? Non è manco bello. Ascolta, qual è questa cosa più bella che tanti hanno? UAD che si sarà un concerto cosa tua. E arriva uno e danno sì. Mi si piace. Certo, mi dà di capitare a me le cose che mi hanno fatto pregare, però una mi ha parlato, mi dà racconto. Mi ha racconto e non fu un concerto cosa mia. Fu un interro. Suonavo interro in Cresia. Vuota scelta mi è capitato, non lo faccio, però mi è capitato. Ti diventa precontato? Mi diventa precontato. Chi tuo amico? No, fu uno che via da musica, si interro da suo babbo. Io suonavo Alleluia di Leonard Cohen e una canzone di Sting. A Savini di San Missa si è accostata questa femmina e mi ha castiato e mi ha in italiano complimenti e mi hai aperto il cuore. A me cosa più bella di questa certo. Mi dà racconto sempre questa cosa. Questa cosa più bella? Sì. Certo. Cioè, fai non è questa cosa più bella. Però sì, è una cosa che sta parlata, ci deve essere troppo pure, però questa è questa che sta parlata, che dà racconto con pregei. Quando presenti le canzoni di cosa mia è sempre un pregei. Certo. Poi te che devo che andare a suonare. Non uscivo di gente o no, cioè, comprendi, questa gente non da sapere ancora fatta sapere sì, quindi questa gente non da scannosci. Ed è uno uscivo. A me mi piace, ma non uscivo e ti succede di essere gente che non da si ascolta. Succede, a suonare, sì. E qual è questa reazione di questa gente? Pragenti? Sì, Pragenti, sì. Pragenti e tocca da noi un'altra cosa. Pare di, quando mi donante, pare di sincero. Se vuoi certo, bravo. Scusa, è difficile che uno benci da dire, ma è canzone cosa tua, ma è punti legge.
È già impossibile. Secondo chi a me mi succede. Ti succede? Piadas. No, non è che poi ancora non mi succede, però non ti succede? Dopo un anno canque. Da sinau tu a canquante. Questa cosa per un legge è che non ti nanta nuda, nel senso che non è considero su adesso che si fatto. Sarti cosa tua, da mostra, si da regala se non ti nanta nuda. Questa è proprio indifferenza. Ed è stessa cosa per un legge. Te hai ragione. È questa cosa per un legge. Quando uno ti narra che non ti piace e comunque stai più... O non è che ti stava ascoltando. È che ti stava ascoltando, sì. Si piace di finire a comprendi tutto su chi resta gira a giro dessa musica, libro su e disco su voro. E dovete sempre con una rubrica sincera da iscritto e suonato. Fai un genere misto, una fusione del rock, blues, jazz. Fai un riferimento vinza con questa musica sul ritmo di questa nostra ex fabbrica. Ecco, poi usare che sono un genere industriale. Le canzoni nostre sono legate a mera fantasia, non c'è né politica né cose, si ispirano a emozioni, a situazioni personali, cioè tutta fantasia, una cosa di fantasia. Ancora voi due sono, ancora in compagnia di Sumaistu, Alessio Mura e ancora in compagnia del suo amico Roberto Ezzi. Robby, no, Robby, tanti, si può dire, andava bene. Ascolta, qual è questa cosa più bella che ti piace di sul live, di suonare in live? Tu sei un artista live, un po' me, o no? Sei uno che, o ti intendi uno che di studio, e poi sei artista fonti. De studio, de apposento, de live, nareuso, e ti intendi? Mi piace tutti tu. Ma ti intendi de bruso, uno che ti piace su meglio su de isso. Non uscire, mi piace fonti due cose differenti, sì. E sul live mi piace che non mi serve nulla per fare, che tengo tutto con Mimmi. E ti hai questa cosa? Mi serve su strumenti. Questa attrezzatura fatto. Esempio. A volte, in state di H, da volte. Certo. No, ma mi serve certi su strumento. Invece, se quando si registrando, no? Cioè, una volta che si registrato, c'è tutto lo scrivendo dopo, devi fare un sacco di magange, può essere belligetto. Invece, se quando vai sul live, sei tu scetti, questo mi piace. Non c'è un mixaggio e tutto questo magangia fra tu e questo che ascolta non c'è nulla. Sai tu e sai una musicale cosa tua, certo. Tu e sorrigo da questo che ascolta. Certo, è vero. Questo mi piace. E dal suo studio mi piace di più Totossato, certo. Che da poi fai bella come toisi. E ti serve tipo fai uno live bello? E ti serve tipo fai uno live bello? Ti serve un musicista bravo. Certo. No, di adesso non serve da altre cose, secondo me. Tu vuoi sì, noi uno che ci suona, che insomma che ci fai un live, perché che ci suona, che ci fai un live, e non ti serve da altre cose. Poi se sta gente ad ascoltare e sta gente si emoziona. Questo non è. Quindi non... Poi non riuscivo e también che mi vedi. No, l'idea è questa, l'idea è che c'è una cosa guata, che deve mancare in uscio, che tu ti sei arreguato, che è qualcosa che non sta quando srepiti, c'è che è una magia, no? È qualcosa di terra in pruso che srepiti può fare un live bello. O non hai, essi a posto de conca, essi tranquillo, essi rilassato. Certo, di una rattoia che è uscita, ma i ascoltatori sono usciti, è questo che ti devo dire. Certo, che tu, intanto, che tu in mega satisfaziai, mega emozionai, sa gente dubiti. Che mega satisfaziai, si spaziano. Chi si emozionato, si emozionano. Cioè, è difficile che non passi. Chi sei un musicista, questo devi fare, no? Se sei emozionato, ti faccio emozionare. Però non fai da... non lo sfrigas. Si indaccata in tanto. Che tu non sei emozionato. Mancare dinanzi, è bello, però manca questa cosa, no? Questa cosa
fotti, devi passare. Comprendo? Devi bivi. Certo. Devi si bivi, poi tu fai bivi ai altri. Certo, è vero, se si non indica anche qualcosa in più. Certo. Che sei tranquillo, certo, bessi meglio. Però a volte non devi si portare a domo un areuso, mancai non sia sta tranquillo, non sia sta ragiato. Tendi a sta pensamento. Difatti. Però è questo sul gioco. Da se dimmi che quota su Valco? Già è sempre. Già è ogni ora di adesso. Di vero? Sì, c'è sempre questa, come si dice, questa furichetta. No? C'è sempre questa cosa che poi è questa cosa che tu fai che ti fai fare cose che no, riesci a fare in domo, quando sei da solo. Ok. È cosa bella, sa? È cosa amava pure. No, vabbè, sì. Sì. No, però fui una rendo di cosa bella. Dai, mi emoziono da bruso quando devo suonare con questa gente, possa gente. Eppure canzoni si da sabivo per forti. Ma comprendi? Certo, no, si comprendi bene, è un tema che avessi appello altra volta pure, poi con altri artisti, musicisti che mantengono il suo pubblico è già ridotto. In suo senso che a te il pubblico è innanti, quando faccio le canzoni mie, è meda, mi srepiti, ma mi ona da questo... Mi dotta si parla di tontezza, scimprovio, sciollore, no, ma si intende questa voce di questa gente su Murichingi, sul fatto che due sozzacca a mano, due fonti, i suoni certi, finza a questo che non disturba sul telefono, due vai a intendere, insomma, tutte queste cose. Che ancora mi srepiti, non riesco a vai a manco, è staici. Che non riesci a suonare addirittura? Non è a suonare, a fare questa propria cosa. Sul concerto non vesti di commenti da PVC. Certo. È difficile, credo che sia difficile a fare un concerto senza sagenti. Però c'è questo puro che si può fare. Fai sul live senza nessuno che mi cade ad ascoltare. No, bessi di questa propria maniera, no? Che non c'è sta gente ignorante che ti ascolta. Chi ti ascolta, ha ricordato sempre certo, questa differenza, certo. No? Non è chi ti intendi, chi ti ascolta. Certo. Bene, io torno su pacchetto a cosa, e dato di scrittura, caso che mi piace sempre a comprendere, sono uno che scrivi e cerco di comprendere come ti scrivi altro pure, che è questa cosa sempre curioso di questo tema. Quando è che scrivi? Quando scrivo? Quando scrivi? Scrivo insieme. Insieme. A dei dia quando vai frioso. A dei dia quando vai frioso, sì. Ad ahí poi che posso suonare, però mi do con la canzone a suonotti, pico sul telefono e mi do registro. Poi che non lo faccio mi da scalescio. Quindi questa melodia ti dà canta? Mi dà tempo a sentare in qualche maniera, poi che se non cosa mi scalesci. Però può da aspettare avanti, può dire da pesare, è sempre da ahí, perché che sono un domo, non tengo giù. Non te sul logo, cosa tua, no? Anche posso suonare senza strobai, con una cosa quindi sono a ahí. Certo. In si stati forse non mi è mai capitato di pesare una canzone in si stati, tu scesi. Mi ispira più quando c'è frioso. E poi che in si stati, tornando con conto, devo suonare già in ogni disco canzoni dei altri. Certo. E quindi sei pensando ai gusti, più difficili. Sa musica esti, sa vita cosa tua, fizza questa esti uno traballo che si sciopera de fai, no? Canto esti di importo questa cosa e in qualche maniera sul fatto di essere un musicista, non reso di professione, di traballo. Ti serra da quell'incuna enna in sagonca, no? O tu devo fare a Marolla. Avrà sempre un pregei o quell'incuna orta, non so che stai proprio non ti tengo giocare, a me da pracia mi ne varrà in domo. Come te esatto straballo, a volte non ti tenga di andare. Però poi mancare di essere. Fatenti di essere. Certo, a volte come ti ci l'ombre in gui in carriera a suonare, certo, poi ti fai pregare. Certo. Però
è sempre in cui, tornato sempre in lì. Stiamo suonando canzoni dei altri e quindi vivo da blues come un traballo, come un certo. non riuscivo che suonando le canzoni cose mie d'ogni dì, che per me è impossibile, non fai da vivi di questa musica. Di cantautorato, non è impossibile, no. certo. E non scio commenti poi io da potessi. A suonare d'ogni dì le canzoni cose mie, non riuscivo che possa essere diverso, differenti. E dovrò fare. Mi ha da fare per allora, tu sei nati, che c'è il caso te. Ascolta, in idee a vivi de musica in Sardegna, si può fare? Si può fare. Si può fare, che nai? Non è facile. A fare sacrificio su? Intanto a varrai a guidare in meta, tocca da si spostare in meta. Poi non fai da suonare sempre in suo proprio luogo. Certo, è normale. Certo. E poi sì, tocca da fare sacrificio su... Poi che non è facile andare a buttare a domo su stipendio, comprendi? Certo. Cioè, se manco per me mi dici. No, poi certo. devono essere come altri colleghi che sono professori e quindi vanti... Sono esatto. Insegnano. Certo. Non ho mai studiato con un maestro, comprendi? Mi è capitato di studiare batteria con un maestro, che poi se viene dopo non è che da suonare questo strumento. Però con questa chitarra ho sempre fatto tutto solo, con questa voce invece se mi è capitato di piegare con quella lezione. Però non mi intendo un maestro, ecco. Certo. No, ma questa questione questa pregunta cosa mia vede proprio questa, che chi c'è questa possibilità in Sisola nostra di fare questo documento di lavoro. E sì, più lumedota su questo tema in altre regioni che ho fatto. Sì, no, che comunque in luogo su meta sreviti questo lavoro. Comprendi? Certo. Srevi proprio che questa gente anda da suonare, certo. o in questo servizio. Certo. Quindi sì, si può fare. Tocca a si muove a scia in noi andare, no? Sì, e a fare chilometri sicuro. E a fare chilometri, questo lo tengo in conto. Questa è una cosa bella, però questa cosa tosta ma vince questa cosa bella che se mancai anda se non fai canzoni d'esatto però è sempre personale. Sì. Poi capita pure che questa gente sia da ti oi da ascoltare in questa situazione pure e quindi bessi di un'altra cosa, no? Bessi di assemblea da brusa a un concerto, comprendi? Certo. Ascolta, attento da se no mo va con attento in maniera di suonare con atrus e suona se solo. Qual è la differenza per un manna, a parte il fatto che sei con atrus e sei solo? Che le punti a parte cosa tu è differenza per un manna che ti inciagatta a mellus è diverso, è differente da sciu, però mellus veus non è né meglio né peggio, è differente. Mi piace in tutte e due le situazioni. Mi piace di a seguire altri musicisti quando sto suonando, questo mi piace in me. A si ispirare su un altro, comprendi? Questo mi piace, però mi piace pure suonare a solo, poi te che... Fai come tosi. Fai come tosi forse è più facile. È più facile. Se tu e tu. Se tu e tu, ti devi si pone di accordo con tu scetti. O lo fai gusto, no? Faccio gusto, sì, questa su Vincenza uno videoclip. Tanto in nada, sapete una rubrica senza il videoclip. With my heart lost within your wind and my bare feelings like leaves,
I can't help myself wondering if you're thinking of me. And if I were to give my heart away for your air in your eyes, babe, for your voice like a pillow, for the line of your smile. Tell me what would you give to me? I guess you tell me that you're like this song. Tell me what would you give to me? Maybe a whisper about this Freddy's love songs. So if I would give my heart away for your lips and your eyes, babe, for your voice like a pillow, for the light of your smile. Tell me what would you give to me? I guess you're free, sparkling through the night. Tell me what would you give to me? I wait for you to follow me down to that dreamer's ball, where we could fall in love. I know, you know, but don't say a single word. I know, you know, but don't worry about my foolish heart. I won't forget the sweetness of your fragile hand. Ancora quello se sono ancora su Maistu, ancora Roberto Ezzi, Roby, bene usa di Sideoi, insomma, sta musica da intendere, come ti piace un endimo, va a storia in ogni luogo, andavo a pigliare a bottega, pigliare cosa, musica, andavo su, se usa vettura, allora sta radio, musica, entravo su, finza in farmacia, Questa musica in farmacia. Questa musica. Questa musica è in ogni luogo, no? E già esempio sa proprio musica. Gira e rigira. Perché lui sa radio, sì, gira sempre. E ti piace di questa musica di oggi e ti non ti piace? Caste, che ti deponai... Partevo da questa musica cantata in italiano. C'è questa cosa che mi ha una finza fastidio a volte se da ascoltai, i suedos. A volte non mi piace, ti usa gatto finza offensivo a volte. Ah, No, da tutto, però ci punti questa cosa, è una cosa che proprio non mi piace. E poi mi pare di che questa musica è uatti, no? È certo. un'arte. E a volte mi pare di che a DDO non si vezza per gusto, non si vezza da un bisogno di nare qualcosa, ma proprio ho bisogno di guadagnare qualcosa. Mi pare di che forse fu dici prima pure.
capitate aici prima pure, però mo mi pare che ci dà meta di aici. Poi non riuscivo, già hai detto, so posso aggiungere, già hai detto. Se ti accorgi, già Se ti accorgi, non so, non tutto, so che la musica è mutata a meta in questi anni, in ultimi 20 anni, finché questa questione di Sarrezza che ti ha mangiato questa conoscenza che tiene di questa musica, tenevo più possibilità di ascoltare musica di oggi, di 20 anni a oggi. È vero, si intende di parli di chi sia proprio musica fatta scetti po' bendi. Primo pure, come sei nato di musica fatta po' bendi, però fiat più spago una cosa automatica questa questione, no? Sì, cioè, sa che mi piace da me, non fu scritta un po' da bendi, fu scritta non è che qualcosa, cioè, secondo me un artista deve dare attenzione a questa cosa. Cioè non si deve di abbandonare a fare su chi srevidi, te vai. E nunca se non sei preso artista, con Mimmi. Sei su imprenditori. Fai su chi ti intendi si deve fare. Ma che si intende in ti gusto? O no? Ok. Ma che si intende in ti gusto? Si intende in ti quanti fatti nai? Aici mi frega, se si intende in ti gusto e vai in ti gusto che si intendi. No, però è vero, questa questione è proprio questa, che questa musica è mutata, e mutando questa musica è mutata in questa maniera di fare dinai, di fare conoscere, di sprazzinare, insomma. Fonti questioni che fonti pensando a pillo, già in ogni intervista, in ogni puntata. Donante dotto. No, sì, fonti dotto su. Però è scritto donante, dinai non tanto ancora fatto, forse si chiamano fatti dinai. Cambia idea ora. Un po' di testi, no? Che sono finché si ingustiare. A fare questo artista è questo puro, deppesi bendi, certo, deppesi bendi. Sicuramente è capitato per un anno pure. Perciò, dopo fai un disco. Ma devo canzoni se non ti dentro. Ma dopo fai. Te va Deus. Secondo me stabilità è sempre in mezzo, no? Certo. A fare una cosa bella, artisticamente, ma che non esce di sapendo che in una canzone era pure, danno non fai. Certo. Ti vi preguntai, Vince sa un'altra cosa, invece itta ti piace di questa musica di oggi? A me no, su chi non ti piace, itta ti piace? Allora, come ti tappavo prima, mi piace questa musica inglese, quindi ascolto, diciamo, non su musica cantata in inglese. Mi piace di quando pari suonata l'anno passato, quando pari musica beccia. Sì. Podinai, questo che tappavo prima, i Fleet Foxes. Sì. Sono questo che mi è piaciuto, questo disco, questo primo tanto è fatto 10 anni fa, però pari suonavo 50 anni fa. Però questa musica è moderna, comprendi? Devo adesso che siamo a parlo a cappiava questa musica beccia, mi piace questa. E poi adesso questo che stanno e poi questo che questa musica devo mi piace quando arragoda questa musica beccia, comprendi? Certo, non sempre, questo sonso. Non sempre, c'è un gruppo sicuro che suonano musica moderna che mi piace, il Radiohead, è musica mega moderna, però è musica suonata con suo coro. Sì, ma in cui si già un livello alto, no? Questa musica inglese a me dotta sta riesce a fare ben di disco su finza a trumma se artista che fonti non particolari. Se ne so che sa lei da fare questa musica inglese sul mondo, ormai potete suonare. Ti sei ragione, certo. Certo. Ascolta, in questa tesi ti sei ascoltando? I tedeschi in Isorica, sa? Sto ascoltando in questa tesi un artista americano che si chiama Joe Henry e fa una specie di folk blues. Questa tesi sto ascoltando questo, sto ascoltando un altro che si chiama Richard Swift, non lo conosciamo, questo è molto, non lo conosci. Già molto. Già molto. Non da cracullare non da cracullare un nemos, però per me mi fanno canzoni eccezionali, comprendi? Però non ho attento successo.
Ascolta, andas a dei musicisti che all'incontro un concerto? Non m'era, sinceramente. Poita? Non uscivo, boh. Non Non ti mi anda? cuccata, non mi cuccata, poi mi capitava quando capita. Però, conosco amico mio, anche più Totto. 50 concerti su 100 concerti su Deo, non sei uno di aici. Che mi capita, ando, che c'è anche un artista che mi piace, ando, però non Non, ando. non ti ne bisogno, devi esatto su chi alza su questo palco e bi commenti vai, titta con codrant, commenti bifitti su palco, del musicista, no? Sì, certo che Io sono curioso di ma te questa hai cosa ragione. mi essi. No, ma te hai ragione, cioè, su di di andare da Bruso. Beh, adesso può mandronia non mando, comprendi, però mi ha da fare piacere andare da Bruso. Poi si stati, non è che non c'è stato tutto questo tempo, si le stati, persone, no, infatti, quindi stati insomma, no, è giusto. Però è sta cosa di importo questa, no? Certo. Sono nervoso a si confrontare, a via, Certo. cioè, di un palco con 4 agenti. Certo. Infatti, qualcosa che io fai è proprio andare a dire collega che fa in te, proprio cose che faccio da un sistema. Ma è proprio logoso, anche quando devo suonare, comprendi? Può bere avanti o... Sì, sì. Ecco, o commenti commenti tu vai, sì, può bere, è ta suona, però commenti si ponti con sa gente, con suo pubblico, comprendi? Poi questa è una delle cose più importanti, che andando a fare intrattenimento, e questo è fondamentale, Certo. è troppo importante. Se si vede di intrattenimento vince è turistico, no? Meda. Canto può di essi nervoso andando qualche fuori dell'acca, sa di questa che sul mondo della musica, questa cosa. Nel senso che me da sananta, no, dessa cultura non si vappada, no? Devono sempre, beh, dessa cultura si può finza papà e suonare e sempre fai cultura. Tanti pensa di questa frase. Non si comprende in me, da me lotta si deve in casino. Però non sempre turismo e cultura vuoi andare fatta vari. Chi fatto su in grazie a Dio sono fatto su con attenzione. Tanti pensi. Certo, come tappavamo prima, meglio cosa quando suonai Deo. Non c'era altra cosa poi scritto ieri. Poi gli ospiti si andano sul resort. Scetti musica. Quindi punti in cui può ascoltare il gusto, se nunca non c'è altra cosa. Che disi andata. Fai piacere. Certo. Fai piacere. Può essere come te ne un'altra maniera di traballare, no? Sa musica, sa cultura, avanti di traballare, finché il suo turismo, andando a vari. Certo, credo di già. Soprattutto sa musica, no, forse sa musica però da esatta, sì, ora. Certo. Boh. Ma quando vuoi di arte, vuoi finza di cultura, nel senso che tocca da te attenzione, a non fare cose sapete che piacciono, a fai andare a cercare, che è una cosa del no, ti proponi, no? A riscare poco vago. Sì. Beh, Poi ne ci certo. sticchi una canzone da cosa tua ad ogni avanti, Mi no? capita, certo, mi capita. giusto. Quando vivo che funta ascoltando mi fai piacere, da si presento e mi fai piacere da suonare. Certo, è giusto. Chi vive che da suonare ti ascoltare, comprendi? Certo. Mi capita, ogni tanto mi capita, fai piacere. Ascolta, Zesi, vinza babbo de famiglia. Sì. Come ti fai a accostare i piccioccheddi su piccioccheddi, questa picciocchedda sa musica? Se ti fai a ascoltare, c'è cosa te fai come ti ha fatto sorri due con tu? Certo. Ti fai a ascoltare cose, ti impara a suonare, come te? Certo, imparare a suonare non ancora, perché non diventa ancora ga. Quando ci provo non diventa ga, quindi non sulla son pagina, non diventa ga, non insisto. Però ascoltare, non sempre ascoltando musica, è sicuro. Queste canzoni dei Spippietto, giustamente, però pure queste che ascolto Deo. E di si spraciti. Desiandala. Sì. E da vago figlia mia, che te di 6 anni, avevo cantare una canzone in inglese. Ma no, babbo, dai, non mi sfuedo se ho provato a cantare in inglese. Ho fatto piacere. Certo. Insomma, e sul fatto che suo babbo è musicista, e tanti narranta isso. Quando mi si spaziano, badano. Desiandala. Sì, disiandano. Disiandano quando sono le canzoni cosa mia, ma pure quando faccio le canzoni dei altri. Ci si spaziano.
C'è questa cosa che si narra a me in Sardegna, mo di Dannao, quando ti preguntano da traballo fai? E tu dici, narra, io sei un musicista. Ma ti traballo? Ma da traballo, Ti danno fatto questa pregunta? Certo che mi tanti fatti, però fortunatamente non mi è mai capitato che mi ha risposto di aici. No, ma da traballo è traballo. Ma non altro, questa entra in un tema di importo, che io su bogavo a pillo, ma dopo in spuntata dopo due sono sesso fatto che a questa frase, a questo sfuello, se sta capendo sul fatto di questa considerazione, possa attività di un musicista, no? Possa attività culturali, a me dopo si segnala, possa attività culturali, bacicca, no? Torna a sapere che non è da papà, non è da noi di Godai. Cazzo, secondo me mi vuoi che questa gente dubbi commenta. Un gioco. Ovvio, un'altra cosa. Quindi pensano agli artisti a livello mondiale, secondo me. Quando pensa a uno che lo fai è famoso in tutto il mondo e quindi pensa a te, cioè tu non puoi essere famoso in tutto il mondo, quindi non puoi fare. Quando esistono questa gente 10, secondo me mi pensano a Icci, poi che non ti conoscenti. Poi adesso questo puro. No, poi che non si bifidi, come a traballo, come ti faccio Deo, che anda a fare intrattenimento, non sei. Certo. Cioè, finché se non ho da me, manco che sei un musicista che andando a suonare queste cose. È proprio un intrattenimento musicale, è differente, comprendi? Certo, certo. E quindi poi è sicuro che questa gente, che hanno di nada Saici, ma non sei famoso, come ti fai a biffi? Poi adesso pure, comprendi? Secondo me è giusto su chi sei la rendi, cioè due differenza ma hai tu adesso musicista, tu sei sicuro più tempo però musicista. Mi intendo musicista che non hanno a fare cosa mia. E se si pensa a uno che fa di intrattenimento musicale, forse è paura accettato, non è sì. Dubbienti voi che dovresti come te traballo. Esatto. Ando a suonare nei villaggi. Ci pare più su traballo, comprendi? Quindi era musicista. Musicista. No, musicista. No, stessi. Non ti sei non più tu. Vedete? Allora arrivo me ne vado, come te ne racconto. Ascolta, devo andare prima a Paco e apposta se tornosi ancora per quanto arrogatetto adesso viaggio cosa nostro. Ero all'aeroporto di Amburgo tornando da un mega festival e ho già acciappato il cantante degli Skid Row, lo famoso Sebastian Bach, che nonostante sia un poco più umano di me, però ha un'energia ancora molto forte. E la moglie da ciò, fra Bagosa Risi di Manzano, era bevendo vino e ha detto magari sei un po' tracco. No, ha detto sei proprio brutto. Ancora voi due sono ancora in compagnia di Roberto Ezzi. Roberto, io sono regionato di un montone di cose, come ti faccio sempre io, no? Quando tengo ospiti, i sfuadi non si doventi mai. Ci andiamo a volte una scattedda. Se riesci cosa sei mi vigada, mi piace che ancora mi però citto di dogna tante, boccendo in me. Però Dio sono fatto oggi. Ascolta, vuoi dare su de benidori? Vuoi dare su de idee, de disigi, de bisu, de cose che ti adaprage con codrai o chi si è pensando di con codrai? I tabudi di Savinciata. Sando, se moi stiamo pensando a diversare sul primo disco, che ancora non è pensato, perché è un traballo lungo. Quante canzoni si fonti? 7-8. 7-8. Già è registrata? Già è registrata. Quindi scelte di manca ancora con qualcosa, però spatti cosa mia, punti a posto, punti già fatte. In lui si registrava questo disco? Hai fatto un domo. Ha fatto con un amico mio che tenia l'attrezzatura, non professionali, però 10 di queste canzoni se ne arrivano. Okay. E poi si tocca in Villamar. In Villamar. Si tocca da cercare però lo studio poi da mixare, perché questo è importante, non fare dove vai in domo, questo secondo me, meglio dove vai sul luogo giusto. Dove vai sul luogo giusto. E poi sicuramente mica ci vuole troppo tempo, è già pronto un altro disco puro, già. Stiamo pensando, tu faccio ben impari. Non ti faccio un fetto.
No, Aggiungesi. o doppio. Doppio. No, punti differenti. Ah, fonti differenti. Punti differenti. Però si fa Ma di questo progetto, cioè, Ah. discusso che ha fonti... devo avere punto a cosa, adesso ha tutto un altro progetto, oppure se primo parti te di un'idea a pausa, s'altra di un'altra. ci penso, dai. No, ma, tutte cose che ogni tanto si fanno, quindi insomma, pensanci. Quindi questo è il suo progetto e fai bessi su primo disco. Sì, e poi fai quelli di concerto se vado presentare. Tu promuovi, certo. Mi è da pragi di adesso su primo a fai in un bello teatro. Mi è da fare piacere. Quando fai, come si aspetta, ecco. Beh, teatro sono indagata, dai. sindacato. Santo Sparauro basta vivere con te. Santo Sparauro è bello teatro. E poi sono direttori di questa scuola. È facile pure a due premi, per cadere. 100 volte sono state. Quindi insomma andava bene. Ascolta, da si fatto due scetti due entro di questo disco o due anche un altro pure? No, ci sono altri artisti sicuro che hanno partecipato. Guglielmo Moro, che mi ha aiutato a di dove sai. Io sono batterista e quindi ho posto con qua parte di percussioni, perché batteria non ci investi. La batteria questa vecchio stile, gran casso rullante, no, c'è percussioni, cose sai. Poi canco violino, che però questo sono fonte ancora stati registrati. Ma e chi lo so fai di questo? Non uscivo. Ancora non ho sagattao se lo soffrimmo su un po' gusto, sì. Stiamo cercando... Però voi due est un altro disco già è messo pronto? No, non è pronto, è canzoni. Le canzoni si punti già, una vorica ci punti già. E questo pure però si punti diversi, se punti più su... Non uscivo, mi immagino con un pianoforte pure, comprendi? Scritta con questa chitarra, però da suonare con suo pianoforte. E voi volete pensare che è un pianista? Poi adesso che ci sia già. Ci sia già? Non mi vedo se non scofiauso? No, non lo scio, però poi adesso. Non scofiauso, non scofiauso. Ascolta, in suo programma Cosa Nostra, Doni Adanti, si piace di pizza a andare a scruffogliare, no? A contare scontigelli. Contigelli sono cose di arri che vanno essere a sapere in queste attività dei ospiti, quindi sono in arreo, vadenti, non vadenti. Ti dà con che l'incontro di questi scontigelli? Castia, mi è capitato... Una cosa spaziosa, una cosa che dà della sao. Castia, mi è capitato di arri certo. In diverse situazioni, però what mi è capitato non può di cantare da canto voi arrivando. È una mava. Sì, no, cioè, mi si offriva che non fa niente. Succede che a un matrimonio, si è accostato, un matrimonio inglese, si è accostato sui camerieri, si hanno che fu Brandi, da donare sul microfono. E sa, Daniele, voi con Daniele. E certo, tu saluto pure a Daniele, insomma. Il suo progetto Luz e Dim. Certo. Da in inglese che fu Laura Brandi andai a Sesezzi. E quindi Daniele sul microfono andavo we almost ready for lunch, please take your seat. No, se chi a suonare in sintesi, sì. E va fuori mi pare due canzoni dei Police, mi ci pica a me, voi tutto picato, e poi che stiamo da un'altra parte, quando appunto arriviamo intendi, solo più cose. We almost ready for lunch. Ma te sei macchiato, Daniele, io suonando, ho detto rendere questa cosa. Mi stavo girando due castiai e non fu chiestionando. Del partito da Loop Station e tu venivo ci chiedo da prima questa cosa non si prima we almost ready for lunch e se veniva non fare blues pauso scalato del servizio no pauso l'ambricante per nascondere non canto blues perché c'è proprio facevo cantavo e rio cantare per nascondere mi frimo non canto blues a rio prandeus e ho fatto si Fontesezzo si sente sì Fontesezzo andava in mela mo fate usaici sicuramente c'è sempre i guavatti di questa puntata in Sacalì. Non so devo fare le pregunte, ma vonti i ascoltatori. Se meglio, da sa faccio devo, ma da sa mandante isso. E sincera, ti ho via preguntai. Questo è su nervoso s'arrogheddedo de sa regionata in Sacalì. Le pregunte sono da sa faccio devo, ma da sa fanti i ascoltatori, i spettatori di cosa nostra. Questo spettatore si fu curioso, conosce questo personaggio, scintica di andare su Satto e quindi questa pregunta che ti fai, o scinticando sa finza in resort. E
E la pregunta è questa. Chi ha questa possibilità? Ti vai in dormire in un hotel a 5 stelle, con tutto il srevio, tutto il cameriere, la gente e tutto quanto, o ti vai in dormire in monti a Sou. E ti scioveras. A Sou. A Sou, in monti, in tenda. Questo mi piace, però mi dà appetito di aici di now. Faccici, buongiorno, se tenda mensa prazza del hotel. A posto. Tutti a sotto il sugeo. Tutti e due si faccia aici. Mi decido andare a prendere in sul ristorante del hotel. Non ho deciso scherzando, ma no, che dopo scioverai mi piace da Bruso andare. A monte? Sì. Ti anda? Mi piace da Bruso. Ti anda su monte? Mi piace sta denta, dormire in tenda, E quindi, comprendi? insomma, certo, Sì. certo. Quando ti crocca si intende tutto il suono della natura, che doia un frume, intendi su frume. Pago bello. Invece se si serrava in questa stanza, tu sanno dormivo in due aposento, in due certo. aposento, mi piace te. Il locavetto, non è vero? Sì. Anda bene. Io ti do grazie, Savo. Grazie a tu. Per essere stati ospiti di questa bella puntata, una bella regionata con tu. Mi ha fatto piacere. De moi a poco se si ascoltare un pochetto di musica cosa tua, un live, se si fa intendere che una cosa. Ti do grazie e saluto su pizza, i ascoltatori e i spettatori di Fuetus e Sonus. Un saluto umano. With my eyes I see something missing. Brown and green I see your pure light smiles at me. And my ears can hear a kind of music. It's the wind that plays your lips as if they were my own strings. Maybe I'll find my way to your deepest meaning. But now I feel something I can't see. With my eyes I see something that blinds me. Brown and green I see your pure light smiles at me. And my ears can hear a kind of music. It's the wind that plays your lips as if they were my own strings. Maybe I'll find my way to your deepest meaning. But now I feel something I can't see. Maybe I'll find my way to your deepest meaning.
And now I feel something I can't see.